Ciao ragazzi, oggi vi invito alla merenda del Frantoiano. Mi trovo ai Beati, una zona amena nell'entroterra di Garda, e questa è Corte Pignoi, la tenuta di Luca Brangian, quello del ristorante famosissimo del Graspo che sicuramente molti di voi conosceranno. Ma quello che forse non tutti sanno è che lui, oltre che ad essere un ristoratore, è anche un appassionato della terra. È un contadino e qui nella sua tenuta produce un sacco di prodotti: l'olio, il vino, i grani antichi da cui ricava le farine e molto altro ancora. Quindi quando mi ha detto voglio fare la merenda del Frantoiano, è ovvio che mi sono incuriosito e adesso voglio proprio sapere cosa c'è. Cos'è la merenda del Frantoiano? La merenda del Frantoiano è un'idea che è nata per poter far sì che chi viene a trovarmi, l'avventore che verrà a trovarmi, potrà assaggiare dei prodotti che coltiviamo noi, che produciamo noi, e andrà via con un ricordo, con una sensazione che porterà a casa. È l'assaggiare appunto queste cose fatte come una volta, con ad esempio la frittata fatta con le nostre uova, con le galline che abbiamo noi, che razzolano in mezzo agli olivi, col daniel, che è l'erba amara, l'assenzio che non si fa quasi più, il pane fatto col nostro grano, la stortina che produciamo noi, che è un salame, che è un presidio, il formaggio, il monte veronese, la fogassa che si faceva una volta qua, i bigoli con le sardelle, tutti piatti che ormai non vengono più, o vengono insomma proposti non tutti insieme, ma in vari ristoranti o trattorie. Noi li proponiamo in blocco, così uno va via e si ricorda di noi. Ma tutto comincia con lo spritz chiarè, fatto con il chiaretto prodotto con le uve coltivate in questa azienda, il succo di sambuco, anch'esso frutto della coltivazione del sambuco e poi della distillazione e l'estrazione del succo, tanto ghiaccio e alla fine una punta di verbena per arricchire l'essenza aranciata. Lo potremmo definire l'aperitivo del Frantoiano o del contadino, perché qui dentro c'è tanta tradizione contadina. E quindi perché Luca vuole riscoprire questi sapori? Questi sapori antichi sono tutto, perché ormai il cibo è diventata una cosa, secondo me, che si può trovare in qualsiasi posto, in qualsiasi format, e non ci si trova più il tempo di assaporarlo e anche di pensare a come è stato fatto, a come è stato coltivato, a come è stato selezionato. Invece è giusto ricordare anche la fatica e l'impegno che ci vuole nella terra. Esatto, ve lo dico con certezza perché io, non essendo agricoltore di nascita ma per vocazione, è più semplice fare il cuoco, visto che lo sono anche. Diventerà un appuntamento ricorrente? Questo vorrei fare tutti i venerdì in stagione, questa merenda del Frantoiano appunto, ma è una voglia così, insomma una cosa che ci pensavo da parecchio nell'organizzarla, e la location è bellissima, mi piace e spero insomma che chi verrà sarà contento di quello che gli proporremo. Perché proprio il Frantoiano? Perché anche il Frantoiano deve mangiare e quindi ci metteremo sopra l'olio che produciamo noi, e quindi sarà insomma la sua pausa. Quindi ristoratore o agricoltore o frantoiano? Come ti devo definire, Luca? Amante delle buone cose.